Buonasera, in apertura di questa edizione del nostro TG, gli aggiornamenti che riguardano il coronavirus. Cresce anche in Calabria il numero delle persone positive, sono 25 in più rispetto a ieri, in totale sono 114, ma vediamo il consueto bollettino diffuso dalla Regione Calabria. Questo è il bollettino della Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 1.165 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 114, 25 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 1.051. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 9 in reparto, 3 in rianimazione, 8 in isolamento domiciliare; a Cosenza 16 pazienti in reparto, 4 in rianimazione, 7 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 16 in reparto, 3 in rianimazione, 25 in isolamento domiciliare, un guarito e una persona deceduta. A Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, a Crotone 4 pazienti in reparto, 13 in isolamento domiciliare. I soggetti in quarantena volontaria sono in totale 4.666, così distribuiti: 1.250 a Cosenza, 367 a Crotone, 425 a Catanzaro, 489 a Vibo Valentia e 2.135 a Reggio Calabria. Le persone giunte in Calabria negli ultimi 14 giorni che si sono registrati al sito della Regione Calabria sono 8.419. Nel pomeriggio la governatrice Jole Santelli ha firmato un decreto che dispone la chiusura di Montebello Ionico, considerato la Codogno calabrese. Un paese blindato per decreto, ecco Montebello Ionico, dove nelle ultime 48 ore i casi di Covid-19 sono cresciuti in maniera esponenziale, soprattutto in una delle frazioni. Il primo decesso registrato in Calabria proprio nel paese che adesso viene definito la Codogno calabrese. Era un dipendente comunale. 3 contagiati, anche il sindaco, 17 le persone in isolamento domiciliare. Il piccolo centro è considerato un potenziale focolaio epidemico, per questo la governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha firmato il decreto che dispone la chiusura del comune di Montebello Ionico, dove non si entra e non si esce. Potranno varcare i confini comunali solo gli operatori sanitari e sociosanitari e il personale impegnato nelle attività collegate all'emergenza. E 5 sanitari contagiati al pugliese Ciaccio di Catanzaro, tutti lavorano in nefrologia e da oggi si trovano in isolamento domiciliare. All'Annunziata di Cosenza invece è arrivato il farmaco antiartrite, la sperimentazione prosegue, 8 i pazienti trattati. La conferma in mattinata dallo stesso ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro: contagiati un medico e 5 infermieri sanitari in servizio nella divisione di nefrologia. I camici bianchi sono entrati in contatto con un paziente dializzato risultato positivo al coronavirus. L'uomo, proveniente da Bergamo, pare abbia tentato, prima di arrivare nel nosocomio della città capoluogo, di farsi curare alla Mezzia Terme, dove non avrebbe trovato risposta. Il tampone al personale in corsia è stato effettuato ieri e lo stesso direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, Nicola Salvatore Pelle, a far sapere che al momento tutti i sanitari sono stati allontanati e messi in isolamento domiciliare. La buona notizia arriva da Cosenza, dall'Annunziata, dove, come anticipato nei giorni scorsi nei nostri TG, si sta sperimentando il farmaco per l'artrite reumatoide, che si è rivelato efficace nella cura della sintomatologia Covid-19. Nel reparto di malattie infettive diretto dal dottor Antonio Mastroianni, da oggi il farmaco è disponibile anche in Piale. Dal lab cosentino si fa sapere che il farmaco sarà somministrato seguendo il protocollo cinese. In particolare saranno 8 i pazienti trattati che presentano allo stato condizioni di insufficienza respiratoria severa. Va precisato che le fiale sono arrivate all'Annunziata direttamente dalla casa farmaceutica Roche e che lo stesso è già stato utilizzato con risultati incoraggianti in alcuni ospedali italiani come il Codugno di Napoli. Rassicuranti le parole del primario di Cosenza Antonio Mastroianni, il quale fa notare come il farmaco, in uso in 14 ospedali di Wuhan, entro pochi giorni ha avuto effetti importanti sui sintomi da Covid-19. La febbre, ha spiegato, si è risolta e tutti i restanti sintomi sono
sono migliorati in maniera importante. 15 dai 20 pazienti, ovvero il 75%, hanno richiesto un minore flusso di ossigeno e un paziente non ha più richiesto la ossigenoterapia. Infine la TAC polmonare ha dimostrato la risoluzione delle opacità polmonari in 19 pazienti, il 90%. Restiamo in attesa dei risultati che il farmaco avrà a Cosenza, ma le premesse sono incoraggianti. E sempre a proposito del coronavirus, vediamo qual è la situazione nel Reggino. Le novità da Reggio e provincia non mancano. Al grande ospedale metropolitano continuano ovviamente le cure ai contagiati e si prosegue l'attività di controllo con i test. La Locride fino a domenica presentava 0 contagi. Da ieri mattina invece la situazione è cambiata. Il primo contagiato è di Siderno, era rientrato dal nord e aveva fatto anche tappa all'aeroporto di Bergamo secondo un programma di viaggio già definito. I carabinieri e l'amministrazione comunale di Locri ha già avviato una serie di attività sui soggetti che sono stati a contatto con il contagiato che, ricordiamo, sta venendo curato in regime di assistenza domiciliare. Il sindaco di Locri, questo lo dobbiamo chiarire, ha la delega alla sanità nell'ambito del comitato dei sindaci, quindi ha anche il compito di informare giornalmente sulla situazione. Per quanto riguarda la sua città, ha disposto la quarantena per 60 soggetti. Lavora ovviamente in sinergia con gli altri sindaci dei centri Locridei e ieri sera da Caulonia è arrivata la notizia di un secondo contagiato. Il paziente, dopo i controlli al pre-triage di Locri, è stato trasferito ai Riuniti di Reggio Calabria nel reparto malattie infettive. Oggi, tornando a Locri, il direttore sanitario aziendale Antonio Brai e il sindaco calabrese hanno effettuato un sopralluogo straordinario proprio dentro l'ospedale per dare il via al potenziamento, disposto peraltro in sinergia con la neogovernatrice Santelli, per fronteggiare l'emergenza che potrebbe toccare anche la Locride. E nuovi anticorpi sintetici potrebbero bloccare il virus, e quanto emerge da una ricerca portata avanti da alcuni ricercatori dell'Unical e dello spin-off. Positivi i primi risultati di laboratorio. Dai laboratori dell'Unical la speranza per bloccare il virus di cui tutti abbiamo imparato il nome, il temutissimo Covid-19. I ricercatori dell'Ateneo e dello spin-off Macroform hanno sviluppato una possibile terapia capace di intervenire sul virus. In che modo? Lo spiega ai nostri microfoni il coordinatore del team, il professor Francesco Fuoci. Fondamentalmente io chiamo anticorpi sintetici dei materiali polimerici nanometrici che in qualche modo riescono a interagire con una porzione delle proteine, delle spike protein che si trovano sul coronavirus. Siamo riusciti in qualche modo a creare un'interazione selettiva tra il materiale polimerico e queste spike protein, questo dominio che si chiama dominio RBD delle spike protein del coronavirus. Noi nel nostro lavoro, fondamentalmente fatto in 45 giorni, siamo riusciti a verificare che il materiale polimerico, quindi questo anticorpo sintetico monoclonal type, lega in maniera selettiva questa sequenza proteica. Budget ridottissimo e sistema brevettato. È stato uno dei primi passi che abbiamo fatto in accordo anche con l'università e con il magnifico rettore, in quanto comunque non è una strategia speculativa, ma è solamente perché solamente il materiale brevettato può essere in qualche modo intercettato da grandi partner. Necessari ulteriori test, come accade sempre nella ricerca scientifica. Il primo passo, dicono i ricercatori, ma ci vorrà del tempo. Questo è il primo tassello di un grande puzzle. Noi abbiamo in qualche modo segnato una strada diversa da quelle che hanno fatto e che stanno facendo in tante altre parti del mondo. Quindi siamo orgogliosi di riuscire ad avere questa tecnologia, aver messo a punto questa tecnologia che è riproducibile, quindi anche producibile in larga scala, perché l'anticorpo sintetico è molto più stabile e quindi facile da produrre. Il problema è che dobbiamo passare necessariamente a verificarlo sul virus attivo. Questo è un percorso che dovremmo iniziare da subito, quindi comunque noi siamo qui e stiamo cercando di creare delle partnership utili per questo scopo.
In serata la governatrice Iole Santelli ha emanato l'ordinanza che dispone anche la chiusura del comune di San Lucido sulla costa tirrenica cosentina, una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al coronavirus registrati fra ieri e oggi. L'ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso al territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all'emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali, ma tutti avranno l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. A Corigliano Rossano il sindaco Stasi fa il punto della situazione, preoccupa però la carenza di medici e infermieri e la mancanza di guanti e mascherine. Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, fa il punto della situazione coronavirus nell'area della terza città della Calabria. Continuano i controlli, ma a preoccupare è la situazione della sanità del territorio. Abbiamo 6 casi in città, sono una decina circa nel territorio, e l'ansia soprattutto, quella veramente più grave, è la paura che se arriva a un contagio serio non ci sono le strutture. Si consideri che oggi nello SPOC di Corigliano Rossano tutti i posti di terapia intensiva sono occupati per patologie ordinarie, perché poi il coronavirus purtroppo non ferma le altre patologie, ancora non si capisce bene quali sono i tempi di attuazione di questo piano d'emergenza, che in quanto tale ovviamente io mi rendo conto che non può avere un cronoprogramma preciso, però si consideri che i 6 pazienti che in questo momento non sono, che sono stati trovati positivi e che non sono in quarantena a casa, perché magari ci sono dei coniugi eccetera eccetera, non sono nello SPOC di Corigliano Rossano, siamo andati a Castrovillari o a Cosenza, è un territorio di 200 km di costa, insomma 200.000 abitanti, non 200 km di costa, 200.000 abitanti. Quello che ci preoccupa maggiormente è questo. Poi è da qualche giorno che non riusciamo a trovare mascherine neanche per gli operatori di pronto soccorso, e quindi si ha l'impressione che noi stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, stiamo controllando il territorio grazie anche alle forze dell'ordine. Io sto emettendo un'ordinanza al giorno con un continuo braccio di ferro amichevole ovviamente con la prefettura per provare a limitare i danni, ma la paura è che se qualcosa sfugge da questa rete siamo veramente in grande difficoltà. E vedere sinceramente le immagini della sanità lombarda al collasso, considerando che noi dal collasso ci partiamo e non è che ci arriviamo, sinceramente fa salire i brividi, devo essere sincero. Mancano medici, infermieri e, lo sottolinea più volte il sindaco Stasi, dispositivi come guanti e mascherine per il personale sanitario. Il triage lo abbiamo attivato con i volontari della Croce Rossa proprio per tutelare intanto gli operatori sanitari, gli ospedali, le funzionalità, e perché poi gli infermieri sono pochi. È da ieri che da più parti, dal 118, dall'unità operativa di pronto soccorso, mi dicono che sono rimasti senza mascherine. Oggi non vi nego che ho chiesto ad alcune aziende, vabbè lo posso dire, ho chiesto a Enel, che ha dei cantieri qui, di fornirmi del materiale, delle tute protettive, delle mascherine, ma stiamo parlando di 5 mascherine, 10 mascherine, cioè siamo a questo livello. E non vi nego che sto valutando anche l'ipotesi di chiudere tutti i cantieri che fanno utilizzo di dispositivi di protezione e farmi portare dispositivi di protezione. E proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per far rispettare le misure disposte per limitare i rischi di contagio. L'appello del questore di Cosenza ai cittadini: bisogna rimanere a casa.
Restare a casa significa impedire il contagio da coronavirus, gli esperti lo ripetono da tempo, ma nonostante il decreto del governo ancora molta gente continua ad uscire senza un valido motivo. I controlli da parte delle forze dell'ordine sono quotidiani, diverse le denunce in tutta la Calabria, l'appello ai cittadini da parte del questore di Cosenza. Continuano i controlli, noi non ci stanchiamo mai di ripetere alle persone che le pattuglie incontrano, ma anche approfitterei di questa occasione per fare un appello di rimanere in casa assolutamente, tranne che per quelle incombenze di estrema necessità che possono essere l'andare in farmacia o comprare qualcosa di alimentare, insomma, nei supermercati. Però io direi di evitare le passeggiate in coppia, di evitare di sostare nelle strade in gruppetti, perché purtroppo nonostante le disposizioni le pattuglie in giro per la città continuano a rintracciare gruppetti di persone. Non ci stanchiamo mai di ripetere che una delle misure più che garantiscono, diciamo così, in un certo senso la mancanza di contagio è la distanza. Quindi rimanere a casa o quantomeno nelle cose di estrema necessità, se si incontra qualcuno, di rimanere a distanza di almeno 1 metro, così come ribadiscono tutti gli esperti di medicina in questa materia. Purtroppo però non riscontriamo questa collaborazione assoluta. La città sta collaborando in maniera ottimale, anche facendo sentire la loro vicinanza alle forze dell'ordine, però purtroppo c'è ancora qualcuno che ritiene di essere in una situazione di tranquillità e quindi di andare in giro per Cosenza senza precauzioni. E il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, con un'ordinanza ha predisposto la chiusura di tutti i tratti del lungomare. Abbiamo visto in diverse zone della città persone uscire senza alcun valido motivo. Proprio per questo ho deciso da oggi con ordinanza di chiudere i lungomari della nostra città, dal lungomare di Pellaro al Parco Lineare Sud, al lungomare Falcomatà, al Waterfront fino al lungomare di Gallico e di Catona, di chiudere allo stesso tempo le piazze e anche i parchi all'aperto. Quindi da oggi non sarà più consentito muoversi per passeggiare o fare un po' di corsetta all'aria aperta. È una misura drastica, è una misura che riduce ancora di più la possibilità per ognuno di noi di muoversi e uscire da casa, però è una misura necessaria per la tutela della salute di ognuno di noi. E cambia l'autocertificazione per giustificare gli spostamenti. Vediamo. Vale per tutti, ora più che mai, il restate a casa, ma se è necessario spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, il Viminale ha diffuso online il nuovo modello che i cittadini devono utilizzare per le autodichiarazioni, che presenta una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1,1 lettera C del decreto dell'8 marzo 2020, che prescrive il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante, così il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento d'identità. Una nuova direttiva per evitare che chi si trova in quarantena, come accertato in questi giorni dalle forze dell'ordine, violi i divieti imposti. Come per i moduli precedenti che non possono più essere utilizzati, il nuovo modello deve essere portato con sé quando si esce di casa. Si può compilare uno solo per giustificare un percorso che si effettua in modo ripetuto, ad esempio quello casa-lavoro, se ci si trova nell'impossibilità di stampare il modulo perché non si ha ad esempio una stampante o lo si dimentica e si viene fermati dalle forze dell'ordine, si può rilasciare loro una dichiarazione verbale che sarà trascritta e sulla quale potranno
dovranno poi essere effettuate delle verifiche. Chi viola i divieti può avere pesanti conseguenze, lo ricordiamo, si rischia un'ammenda fino a 206 euro e l'arresto fino a 3 mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica. E attività commerciali ferme proprio a causa del coronavirus, i piccoli imprenditori chiedono al governo aiuti immediati. E c'è il grido d'allarme dei piccoli imprenditori fermi a causa dell'emergenza coronavirus, chiedono al governo aiuti immediati. Dall'altro lato della barricata in Italia ci siamo anche noi piccoli imprenditori e dopo la batosta che ci ha dato il governo dell'emendamento che ha fatto, ci hanno dato 600 euro una tandem, dove ho lanciato sui social una proposta per tutti gli imprenditori di prendere questi 600 euro e di darli in beneficenza a tutti gli operatori sanitari. Poi hanno fatto l'altra manovra, ci hanno spostato i pagamenti dei contributi dal 16 marzo al 20 marzo al 30 marzo, non ho capito come, e che cosa cambia dal 16 al 30 marzo. Ci hanno dato la cassa integrazione anche nei piccoli imprenditori, ok, accettiamo, però alla fine del mese noi dobbiamo mettere i soldini nostri a disposizione per pagare gli stipendi, poi ci daranno il rimborso lo Stato italiano, noi l'aiuto lo vogliamo subito. Non fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi. E non bastasse il coronavirus, nella notte diverse scosse di terremoto sono state registrate nel Cosentino. È il cuore della notte quando una serie di scosse a distanza ravvicinata sveglia gli abitanti della Calabria da nord a sud della regione. Il primo movimento tellurico viene avvertito all'1:47 sulla costa sud-occidentale a 26 km di profondità nelle province di Lamezia, Catanzaro, Vibo e Reggio Calabria. Poi altre piccole scosse a pochissimi minuti di distanza l'uno dall'altra, ma di magnitudo intorno ai 2. Quella più forte comunque si avverte nella provincia di Cosenza, intorno all'1:52, di magnitudo 3.9 con epicentro a 7 km da Nocera Terinese e Serra d'Aiello e ipocentro a 33 km di profondità. Le successive repliche di magnitudo 3,4 e 3,5 rispettivamente all'1:55 e alle 2:02. Paura ma per fortuna nessun danno. Si sono vissuti momenti di sconforto fra la popolazione, alcuni sono scesi in strada per il timore nonostante il divieto imposto dall'emergenza sanitaria in atto nel paese. Dalla protezione civile, che da subito è stata in contatto con tutti i sindaci dei comuni nel raggio di 20 km dall'epicentro, fra Lamezia e Amantea, non sono stati segnalati danni a persone o cose. A Nocera Terinese, Falerna, Serra d'Aiello e Cetraro, dove il sisma si è avvertito di più, la gente è scesa in strada tenendosi a debita distanza per le prescrizioni legate al contrasto all'emergenza coronavirus e qualcuno ha deciso anche di trascorrere la notte in auto. Sono alcune settimane che comunque alle nostre latitudini si registra una sequenza sismica che crea preoccupazione e timore e infatti ancora viva nella memoria degli abitanti della provincia di Cosenza la scossa dello scorso 24 febbraio di 4.4 con epicentro a Rende che ha creato danni per fortuna solo materiali. C'è stato un po' di terremoto la notte scorsa lungo la costa nei pressi di Amantea, Nocera Terinese, diverse scosse di cui quelle più forti avvertite distintamente dalla popolazione. Il più forte è stato magnitudo circa 4, 3.9. Sono terremoti che fanno parte della normale attività sismica della regione Calabria, quindi che non sono nulla di nuovo, sono semplicemente una manifestazione normale della sismicità della nostra regione. Le scosse avvenute questa notte in quell'area sono state oltre 20. 3 sono state quelle più forti di magnitudo 3.9, 3.5, 3.4 e quelle sono state avvertite dalla popolazione, ma ce ne sono state molte altre più piccole e quindi non avvertite, che però sono state registrate dai nostri strumenti. Non c'è relazione tra questi terremoti e i vulcani delle isole Eolie.
sono manifestazioni distinte del complesso sistema geodinamico dell'arco calabro. Una notizia di cronaca: il cadavere di un uomo è stato trovato in campagna Gioiosa Ionica. Si tratta di un 61enne incensurato. Il corpo è stato trovato in un terreno dove l'uomo accudiva degli animali. In corso accertamenti per stabilire le cause della morte. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Adesso le previsioni del tempo. Nelle prossime ore un vasto anticiclone ingloberà tutta l'Europa centro-occidentale, favorendo anche sulla nostra regione una fase stabile e soleggiata per diversi giorni, con temperature che resteranno in linea con le medie stagionali. Domani cielo sereno ovunque, con temperature generalmente stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani calmo, poco mosso il Mar Tirreno, con venti deboli di direzione variabile, mosso il Mar Ionio con venti dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.